Benvenuti, bentrovati, penultimo appuntamento dell'anno, quindi siamo alla vigilia dell'ultima giornata di questo 31 dicembre 2019. Allora andiamo subito a vedere quali sono le nostre principali notizie anche per quest'oggi con la vostra e nostra webcam, web tv in questo caso www.venetoglobe.com e il canale televisivo 95, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24, l'emittente che ogni giorno, l'emittente televisiva che ogni giorno mette in onda intorno alle 19:40, 19:45 circa il nostro primo appuntamento, poi replicato nel corso della seconda parte di serata e nella prima parte di mattinata. In finale d'anno parliamo e traiamo un po' di bilanci come è solito fare, parliamo in apertura oggi di Ferrari e di automobilismo perché la rossa è una macchina da soldi, almeno così si dice, il team vale 1,2 miliardi di euro. Proviamo anche a sorridere in questi 2 giorni che mancano alla fine dell'anno, citando la rubrica del rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport, che il 18 novembre, dopo il Gran Premio del Brasile, compariva in prima pagina e scriveva: la sua Vettel si complimenta con Leclerc, la sua gara, diceva Vettel, mi è piaciuta molto, soprattutto quando la sua monoposto è stata portata via dal carro attrezzi. Il fine umorismo appunto di Gene Gnocchi. Lo sci adesso, lo sci che vede Kilde scavalcare Paris, l'azzurro affonda purtroppo in slalom, il norvegese lo supera in coppa, combinata a Pinturalt. Si ritorna in pista il prossimo 5 gennaio con lo slalom di Zagabria. Nella pallacanestro di A1 la TVB perde in casa contro Sassari per 101-79-79, lasciando il passo comunque ad un'ottima squadra favorita anche per la corsa finale allo scudetto. Nel fine settimana poi c'è stata la seconda sconfitta per gli uomini di Menetti che contro Brindisi hanno perso 81-74. Sentiamo coach Menetti al termine proprio della gara di Brindisi. Complimenti a Brindisi per la vittoria, ma fatemi anche fare i complimenti a Brindisi in generale, a Frank per il lavoro straordinario che sta facendo in questi 2 anni, non solo in termini di risultati, questi non li devo commentare io, ma in termini soprattutto di come si esprime la squadra. Detto ciò, noi abbiamo fatto una partita gagliarda, di grande energia, di grande desiderio, però ancora ci è mancato quella cattiveria di giocarci veramente siamo arrivati al penultimo possesso, ecco. Ci è ancora mancato quella cattiveria in determinati momenti, quella determinazione nei momenti di difficoltà che ci porta poi a non essersi potuti giocare quello che sarebbe diventato il delitto perfetto, perché se il tiro di Parks invece sul -4 fosse stato sul -2 poteva essere il delitto perfetto, e queste sono le situazioni che si creano in partite di questo genere. Ci manca ancora qualcosa, sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti in termini di concentrazione e intensità rispetto all'ultima partita, che era stata 48 ore fa, però ancora non basta e noi dobbiamo stare assolutamente sul pezzo, cercare di migliorare già dalla partita prossima con Varese, che è molto importante, e soprattutto avere questa ossessione della vittoria che deve avere una squadra che si deve salvare con desiderio, come stanno facendo i ragazzi a tutti i costi. Qualche domanda? Coach, complimenti innanzitutto per la partita, perché lei ha detto una partita gagliarda, però non l'ha ricordato lei, lo ricordiamo noi, mancavano giocatori importanti come Foto, Nikolic e anche Cook. E ho visto tanta energia, ma soprattutto negli ultimi minuti la voglia di non mollare mai. Io penso che questo sia un dato positivo che avrà sicuramente apprezzato. Ma guardi, gli infortuni non li ho detti per farmi ricordare, per me gioca chi c'è, e quindi in questo momento qua la sconfitta non è stata a causa di chi non c'era, su quelli stanno lavorando a Treviso per rimetterli a posto. Deve passare assolutamente per quella voglia che questa squadra ha sempre dimostrato. Una squadra che si deve salvare deve avere quel tipo di atteggiamento, dobbiamo abbinare a questo atteggiamento di voler mollare mai quella cattiveria agonistica e cestistica che serve poi per fare una grande impresa come sarebbe stata stasera, vincere qui con un'ottima squadra come Brindisi. Coach, buon anno. Altrettanto buon anno a tutti e in bocca al lupo.
Buon anno anche da parte nostra, agli amici di Stream Basket che ci hanno fornito le immagini, buon anno anche a Coach Menetti, naturalmente a tutta la TVB. Limoco adesso per parlare di A1 femminile, vedete gli auguri di buone feste da parte dell'Imoco, campionesse del mondo, che hanno concluso la loro fatica in campionato vincendo contro Busto per 3-0, prendendosi 6 punti di vantaggio proprio sulle Bustocche. Quarti di Coppa intanto fissata per il 29 e 30 gennaio con Final Four che si terrà proprio a Busto Arsizio. Da questo momento un po' di festa ma anche tanti allenamenti in palestra dove finalmente anche Folì e Silla potranno ritoccare, come dicevano loro, la palla. In A1 maschile Civitanova continua in testa il suo campionato con 38 punti senza fermarsi. Per le Venete Padova batte Modena 3-1 e a Sora passa il Verona per 3-1. Il campionato va ora in vacanza perché ci sono i tornei preolimpici che per quanto riguarda il femminile per esempio non riguardano fortunatamente le italiane perché sono state già qualificate per le Olimpiadi di Tokyo, però per quanto riguarda l'Imoco ci saranno e ci sono 3 giocatrici, Volos, De Cruyff e Goeretz, che sono impegnate con le loro rispettive nazionali per cercare la qualificazione alle Olimpiadi. Adesso i Leoni del Benetton rugby, quindi sabato hanno vinto nettamente il secondo match contro le Zebre per 36-25. Andiamo a sentire a fine partita l'intervista con un ottimo Luca Morisi. Morisi, una partita diversa da quella di sabato scorso non soltanto per le condizioni meteorologiche, è arrivata un'altra vittoria importante. Sì, importantissima, dovevamo dimostrare di essere superiori e penso che l'abbiamo fatto finalmente. E l'avete fatto in 14 contro 15 per quasi un'ora di gioco. Lì è stata sì, l'attitudine di tutta la squadra a partire dal pacchetto di avanti che ha fatto un work rate incredibile, quindi niente da aggiungere, una bella vittoria che serve tanto per il morale, dopo soprattutto la prestazione un po' così della settimana scorsa. Questa vittoria vi riavvicina alle posizioni che si dicevano all'inizio del campionato, insomma quelle dove potete starci. Sì, abbiamo faticato un po' all'inizio, adesso sarà a noi non sbagliare più le partite, quelle che contano. Quindi... Questi erano 2 derby, 2 partite non tanto facili in ogni caso. No, non sono mai facili, però abbiamo dimostrato veramente carattere. Speriamo di continuare così, ma sicuramente se lavoriamo duro arriveranno altri successi e soddisfazioni. Con l'anno nuovo arriva un altro bel cliente da mettere a terra. Sì, soprattutto dopo un avvio un po' difficile, adesso è un po' ingranato, quindi sappiamo che giocheranno tutto, sappiamo che dovremo essere perfetti già a partire dal lunedì sull'analisi video e basta, cercheremo di arrivare pronti e preparati. Morisi lo vedo bene in campo in questo periodo. Sì, sono tornato abbastanza bene nel sistema. Dopo i mesi fuori era un po' il mio timore di essere un po' fuori giri con i meccanismi ormai oliati dei ragazzi che sono rimasti qua, però mi hanno molto aiutato, soprattutto Ian Kitley è una persona molto, molto seria, un professionista vero che cerca sempre di aiutarti, parla molto e ti mette in condizione di performare. Buon anno. Grazie mille a voi. Questo Luca Morisi, le maglie nuove hanno portato bene, hanno portato fortuna alla formazione del Benetton, non tanto a Brex che purtroppo ha avuto la sventura di incappare in un fallo che è stato giudicato con il cartellino rosso e dopo 17 minuti Brex ha abbandonato i suoi compagni costringendo naturalmente i 14 rimasti in campo a stringere ancor più i denti per vincere la gara, ma ce l'hanno fatta. Parliamo di Serie A, parliamo di calcio, parliamo di football, la notizia del giorno in attesa di conferme ufficiali dalla società Roma è la cessione della società Roma dall'americano Pallotta, quindi da un americano all'altro, dall'americano Pallotta all'altro americano Friedkin, 790 milioni di euro per l'accordo finale, sembrano queste le cifre in attesa appunto di conferme. Sorrisi all'Inter invece con la ripresa degli allenamenti, sono rientrati in gruppo Sanchez e Barella, si attende Vidal che potrebbe arrivare dopo la Supercoppa in Arabia con l'ok del Barça, del Barcellona.
Per quanto riguarda le squadre, sono quasi tutte ormai rientrate, sono al lavoro, 8 squadre, domani toccherà alla Lazio. Il Milan, dopo l'ok di Ibrahimovic, cerca di chiudere con il francese Todibo. La Fiorentina, dopo aver esonerato Montella, sostituito con Iachini che vedete, ritrova in campo Chiesa e potrebbe accasare per 15 milioni di euro un rientrante Cutrone che dal Milan era passato in Premier League inglese e ritornerebbe in Italia alla Fiorentina. Andiamo in Serie B dove le venete e le friulane tengono il passo. Benevento che batte l'Ascoli per 4-0 e sempre capolista con 46 punti la formazione di Pippo Inzaghi, 12 di vantaggio sul Pordenone sorprendente di Tesser che ha vinto 1-0 in casa la Dacia Arena contro la Cremonese. Sorpresa invece in negativo al tombolato di Cittadella dove l'11 di Venturato perde 3-1 dall'Entella. Colpo invece del Venezia che vince a Perugia per 1-0 e salva la panchina di Dionisi che si era messo lui stesso in discussione. Il Chievo infine rischia a Pescara ma riesce a strappare 1-0-0. Andiamo alla Serie D e ai nostri campionati che scorriamo velocemente. In Serie D il Campodarsego di Andreucci pareggiando a Villafranca rimane in testa con 40 punti, inseguono Legnago e Ciarlins, Musane a 33, Clodiense e Cartigliano a 32, Adriese ed Ambrosiana a 31. Si torna in campo il 5 gennaio prossimo. In eccellenza nel girone A Giorgione ha perso il match clou contro il Sona per 1-0 ed è scivolato al quarto posto in classifica. Nel girone B invece dell'eccellenza il San Giorgio Sedico perde a Spinea per 2-1 ma rimane sempre in testa davanti al Porto Gruaro con 29 punti. Porto Mansuè e Liventina, sorprendente Liventina di Vecchiato al terzo posto. San Donano, Ale e Spinea sono a 23 punti. In fondo alla classifica il Montello di Marchetti è ultimo a 10 punti, Robeganese e QDP a 13, Union Pro a 15, Vittorio Veneto e Lia Piave a 16, Eclisse a 17, Martellago a 18, Istrana 22. Alla ripresa il 5, domenica l'appuntamento con le telecamere di Veneto Globe sarà ad Agostin di Pieve di Soligo per Eclisse Vittorio Veneto Falmec. In promozione continua la testa dell'Opitergina, capolista, batte il Marcon per 1-0, si porta a punti 36, 8 di vantaggio sul Treviso, costretto al pari dal Villorba. E concludiamo ricordandovi che in Serie B maschile di pallacanestro la Ruker Sanve deve e può guardare le Final 8 con fiducia, deve però, attenzione, domenica 5 soltanto vincere contro Varese in casa per essere obbligata appunto a partecipare alla fase finale della Final 8 di Coppa Italia di basket maschile. È tutto, ci fermiamo qui, ci risentiamo domani, sarà l'ultimo appuntamento dell'anno. A domani allora.